allarme baby gang dopo i fatti registrati sul Garda, le segnalazioni che arrivano dalle spiagge, esplode il dibattito politico con Zaia che chiede di abbassare l'età di punibilità dei giovanissimi. Alcol e risse dopo il caos degli ultimi giorni. A Jesolo sindaco e polizia locale chiedono al prefetto maggiori controlli da subito, non da metà luglio. Domani il comitato per l'ordine e la sicurezza. Abbigliamento a scuola dopo lo sciopero al liceo Fogazzaro di Vicenza, pace fatta tra studenti e dirigente scolastica. L'ufficio scolastico regionale assolve la preside, domani convocato il consiglio d'istituto. Maltempo, serata di paura nel Bennunese, a Cortina scuola scoperchiata, bufere nel Feltrino e in Comelli con una cinquantina di interventi compiuti nella notte. Elezioni amministrative, episodio di violenza. Durante la campagna elettorale il candidato di centrodestra Peghin denuncia di essere stato colpito con un pugno da uno sconosciuto. Le celebrazioni dei 208 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, il bilancio dei crimini post-pandemia nel Veneziano, i maltrattamenti in famiglia, le truffe online tra i reati maggiori. Boom di codici bianchi al pronto soccorso. Quella di ieri a Treviso è stata una domenica di passione, per questo l'ULSS 2 sta correndo ai ripari, previsti nuovi infermieri. Festa grande a Rozzo sull'altopiano di Asiago per l'inaugurazione della nuova sede degli Alpini. Le penne nere scaldano i motori in vista della giornata triveneta di luglio. TG Veneto, ben ritrovati. Partiamo come sempre di lunedì dal sondaggio di Ring. Il tema al centro del sondaggio è la questione legata al salario minimo. Salario minimo, introdurlo anche in Italia. La risposta affermativa vi chiede di comporre lo 0422 16 26 691. Se invece la vostra risposta è negativa, componete lo 0422 16 26 690. Ovviamente vi ricordo che la telefonata è gratuita. Siamo al tema dell'apertura, ovvero la maxi rissa scoppiata il 2 giugno a Peschiera del Garda. Mentre le indagini procedono, il dibattito diventa nazionale proprio nell'ultima settimana utile al voto. Arriva il servizio. Oh raga, chi vince? Chi vince oggi? I blu o i neri? Le provocazioni dirette alle forze dell'ordine, le risse, i tafferugli, l'abuso di sostanze e le armi. Man mano che passano i giorni e le ore, i contorni del folle 2 giugno vissuto sulle sponde del Garda da centinaia di ragazzi si sta rivelando in tutta la sua gravità, con uno scambio incrociato di accuse tra i sindaci di Peschiera e di Castelnuovo sull'ordine pubblico. Scene mai viste, racconta chi c'era, e che hanno avuto come sviluppo anche le molestie sul treno Verona-Milano. In questo caso i sospettati sono circa una trentina, buona parte ragazzi immigrati di seconda generazione. Dove siete femministe a targhe alterne? Erano alpini anche questi? Si chiede via social l'assessore regionale leghista Roberto Marcato, mentre il leader Salvini, dopo aver parlato di spettacolo indegno, subito rilancia. C'è una proposta di legge della Lega in Parlamento ferma da troppo tempo che prevede l'associazione a delinquere anche per i minorenni, perché non è che sia palpeggiare, a molestare o a derubare un 18enne, può andare a giudizio, se lo fa un 16enne non rischia nulla. Quindi la custodia cautelare per reati gravi, e penso alle molestie, penso agli episodi di violenza, è sacrosanta. Proposta raccolta dallo stesso presidente Luca Zaia in giornata, punizioni senza se e senza male, sue parole, anche perché i fatti veronesi sono tutt'altro che isolati. A Jesolo è stato un weekend di botte e di alcol, centinaia gli interventi, tanto da convincere il sindaco della città balneare a chiedere un incontro urgente al prefetto per parlare di rinforzi. A Treviso invece l'ULSS 2 annuncia l'arrivo di nuovi psicologi per affrontare soprattutto il disagio giovanile, e c'è chi chiede, come la deputata Angela Colmellere, di potenziare l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole. Sicuramente il nostro obiettivo è di allargare questo numero di ore, dando la possibilità di fare dei percorsi e dei progetti sempre più specifici. Però è un inizio che va sicuramente portato avanti, e quindi dobbiamo puntare sempre ed esclusivamente sul far sì che questi ragazzi, ripeto, imparino ad essere. Maggiori forze di polizia, andiamo a Jesolo per lo stesso identico motivo, dove appunto polizia locale e sindaco uniti chiedono più sicurezza.
Risse, caos, vandalismi, schiamazzi. L'estate jesolana è entrata nel vivo con quanto ne consegue. Nel weekend appena trascorso, infatti, il lavoro delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza è stato notevole. Nel lungo ponte del 2 giugno è venuta giù tantissima gente, per fortuna, e per cui ci siamo trovati come ci trovassimo di fronte ad un altro Ferragosto. Per cui le chiamate di intervento delle più disparate, dai problemi di passi carrai, dai rumori, dagli schiamazzi, dalle feste private, dalle soste selvagge al problema della sicurezza e dell'ordine pubblico, ci hanno sempre visti protagonisti, insomma. Per cui abbiamo avuto decine e decine di interventi. Un'altra rissa tra giovanissimi in piazza Mazzini ha impegnato gli agenti che hanno lavorato intensamente per l'intero weekend. Sabato sera avevo fuori sette pattuglie che 3 erano concentrate, soltanto 3 di queste erano concentrate nell'area che gravita tra piazza Mazzini e piazza Aurora. L'ottimale sarebbe quello di avere sempre un presidio fisso con tutte le forze dell'ordine ogni sabato notte dalle 11, dalle 23 di sera fino alle 5 del mattino. Purtroppo gli organici di tutte le forze dell'ordine fanno i conti con la carenza di organico. So che domani mattina, tra l'altro, abbiamo anche un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e domani mattina speriamo di avere dal prefetto anche i numeri per poter portare avanti la stagione, ma già gli anni scorsi ci insegnano che per quanto riguarda la Polizia di Stato gli aggregati arrivano sempre a luglio, mentre per i carabinieri arrivano un po' prima. La richiesta del sindaco al prefetto sarà infatti quella di fare arrivare da subito più forze dell'ordine, altrimenti la situazione potrebbe degenerare. Come polizia locale avrei bisogno di almeno un centinaio di uomini, ma purtroppo stiamo lentamente cercando di rinforzare l'organico del corpo, però dobbiamo far fronte a quelle che sono i limiti di spesa di assunzioni che purtroppo non sono liberi perché sono vincolati alla spesa di personale. Per cui anche se il comune volesse dire prendo un po' di soldi per l'assunzione di personale, queste incontrano i limiti di facoltà assunzionarie e la stessa cosa anche per le altre forze dell'ordine. Per ora il primo cittadino non pensa ad un'ordinanza anti-alcol, vista la riapertura delle discoteche dove le persone saranno controllate direttamente, ma se non dovesse bastare, dice, la firmerò lunedì prossimo. Vicenza, atti vandalici a Monteberico, le colonnine della balaustra sono state danneggiate e ora è caccia ai responsabili. Saranno le telecamere della videosorveglianza a far luce sull'episodio di vandalismo che si è consumato a Piazzale della Vittoria, a Monteberico, monumento nazionale e luogo sacro per i fedeli. Nei giorni scorsi la balaustra è stata nuovamente presa di mira. 6 colonnine di marmo sono state danneggiate. Il sindaco è pronto a presentare querela. Faremo querela in queste ore, stiamo acquisendo tutte le immagini possibili sperando di individuare i responsabili, anche se è sempre difficile ottenere immagini nitide che possano individuare magari il singolo responsabile, visto l'ampiezza della stessa piazza. L'area messa in sicurezza è transennata, spetta ora alla polizia locale vagliare le immagini delle telecamere presenti per verificare la dinamica dell'accaduto ed individuare i responsabili. Il danno non è ancora stato quantificato, ma si lavora al ripristino. Contemporaneamente lavoriamo sul ripristino attraverso la soprintendenza e i restauratori. Su questo ci siamo già attivati con MCPS e con il settore dei lavori pubblici del Comune. Non è la prima volta che la balaustra diventa oggetto di atti vandalici. Tra gli episodi più eclatanti quello di un'auto 2 anni fa che andò a sbattere sulle colonnine decapitandole. Restiamo a Vicenza, il caso dell'abbigliamento a scuola del Fogazzaro con lo sciopero degli studenti. Oggi è arrivata la conciliazione e l'incontro chiarificatore tra la preside e i suoi ragazzi. Conciliazione ritrovata tra preside, aspramente contestata i giorni scorsi, e studenti in sciopero per le modalità con cui avrebbe fatto notare a delle studentesse il loro abbigliamento poco consono per andare a scuola. Dopo la bufera che ha catapultato in piazza centinaia di studenti del Fogazzaro, oggi il confronto. Se ne esce con un comunicato congiunto firmato Maria Rosa Puleo e i rappresentanti degli studenti. Al liceo Fogazzaro abbiamo riaperto il dialogo. Ci siamo incontrati e chiariti perché il nostro unico interesse è la riflessione condivisa e non la sterile contrapposizione. E
per proseguire la costruzione di una comunità scolastica aperta e rispettosa dei comuni interessi formativi. Siamo intenzionati ad approfondire i reciproci codici per ottenere fruttuosi risultati anche su tematiche complesse, riguardanti i comportamenti e le regole a scuola, sulle quali abbiamo convenuto la più ampia collaborazione. Un passo indietro da parte della dirigente, che chiede scusa e punta sulle differenze di codici, in questo caso linguistici, utilizzati e il conseguente fraintendimento oggi chiarito. Io mi sono resa conto che non ci capiamo, non ci capivamo, cioè c'è stato un blackout, perché io sono vecchia e loro sono giovani. E quindi quando l'adulto capisce, è il primo che deve parlare. Si valuterà se e come stilare un codice di abbigliamento non basato su centimetri di pelle scoperta o meno, ma sul confronto. Questo tipo di regolamentazione, che potrà assumere forme e modi diversi, verrà deciso sempre in maniera collettiva. Il caso è chiuso, sintetizza la dirigente dell'ufficio scolastico regionale, che aveva avviato un'indagine per fare chiarezza sull'accaduto. Martedì inoltre è stato convocato il Consiglio d'istituto proprio per inserire nel regolamento d'istituto una regolamentazione condivisa sull'abbigliamento degli studenti e delle studentesse. Voltiamo pagina, la 18enne scomparsa a Castelfranco Veneto. Abbiamo intervistato il sindaco di Galliera, che ha lanciato un appello a Basmà. Torna a casa, gli ultimi avvistamenti l'hanno intercettata sul Montello. La finestra si chiude in fretta, nessuno vuole parlare, sono chiusi nel silenzio i familiari di Basma Azfal, la 18enne pakistana scomparsa ormai da 5 giorni. La ragazza, che insieme ai genitori e al fratello minore vive a Galliera Veneta, è stata vista per l'ultima volta mercoledì al bar della stazione delle Corriere di Castelfranco Veneto. In queste ore ci sarebbe stato anche un avvistamento. Una donna trevigiana ha allertato i carabinieri dicendo di aver visto una ragazza molto somigliante a Basma nella zona del Montello, sulla presa 10 verso il versante della panoramica. La procura ha aperto un'indagine, nessuna pista viene esclusa, compreso l'allontanamento volontario. Basma andava a scuola all'Istituto Rocco di Castelfranco Veneto. A divulgare la notizia della sua scomparsa è stato il cugino Shaher, che vive nel comune della Castellana e che ha lanciato un appello sui social descrivendo Basma. La ragazza al momento della scomparsa portava con sé uno zaino, indossava scarpe alte bianche, una maglietta nera con una riga bianca ed è alta circa 1,55 m. La 18enne aveva un cellulare ma risulta spento. Il sindaco di Galliera Veneta, dove vive Basma, ha provato a contattare la famiglia ma nessuno dei genitori risponde al telefono. Io ho provato 2 volte a contattarli personalmente, però non ho avuto nessun riscontro. La famiglia è già da molti anni che è qui sul territorio, il papà dal 2015 e tutto il nucleo familiare dal 2018. Persone che si sono proprio veramente integrate moltissimo bene, ma non ha mai dato problemi, anzi averne di queste famiglie. Basma, dice il sindaco, aveva dell'amica Galliera con cui si vedeva nei parchi cittadini, una ragazza molto tranquilla, così come la sua famiglia. Dico a Basma che ci sono i familiari e anche la comunità in impressione di ritornare a casa. Siamo al maltempo di ieri sera, che ha particolarmente colpito Cortina, scoperchiato il tetto della scuola media. Alla fine gli interventi dei vigili del fuoco sono stati circa una cinquantina. Ero a casa, tirava parecchio vento e pioggia per pochi minuti ma intensi. Fortissimo. Sono temporali che si vedono spesso ultimamente, quindi. Il giorno dopo la regina è tornata a risplendere, ma i minuti vissuti nella serata di domenica sono stati interminabili. Un nubifragio violentissimo si è abbattuto sulla Conca Ampezzana, diversi gli alberi caduti in strada, il danno più vistoso alle scuole Duca d'Aosta, dove è stata scoperchiata un'ampia porzione del tetto, immediata la sospensione in via precauzionale delle lezioni per le classi medie. Chiaramente il vento c'era in tutta Cortina, poi probabilmente anche in altre località.
Si è capito benissimo, forse è stata una tromba d'aria, i danni sono ingenti e poi ci saranno altri danni anche altrove. In effetti il maltempo ha sferzato anche altre zone del Bellunese, 50 complessivamente gli interventi dei vigili del fuoco, tra piante in strada e tetti parzialmente scoperchiati, da Falcade a Sedico. Danni si sono registrati ai fienili dell'Alto Agordino, numerosi anche i blackout elettrici comunque contenuti come nella zona di Sospirolo, pioggia che si è abbattuta poi sul traffico da rientro, fortunatamente però senza danni o particolari disagi. Politica, elezioni a Padova, il clima si surriscalda. Il candidato sindaco Francesco Peghin sarebbe stato aggredito da un uomo che gli ha sferrato un pugno a denunciare l'accaduto lui stesso. I fatti risalgono a sabato sera nel corso della festa dello sport a Montà. Mentre eravamo al tavolo con tanti candidati e persone vicine, sono stato aggredito da un signore che ha chiesto se ero io il candidato. Ho ricevuto un pugno molto forte, all'improvviso poi l'aggressore è scappato. Queste sono le parole del candidato sindaco. Treviso, boom di codici bianchi al pronto soccorso. Ieri è stata una domenica di passione, per questo l'ULSS 2 sta correndo ai ripari chiedendo i rinforzi. Noi ieri abbiamo avuto oltre 400 persone, 450 persone, una cosa indescrivibile perché colpo di calore e altre cose. Oggi abbiamo un lacrite e andremo a chiedere del personale extra turnover degli infermieri per gestire i codici bianchi in modo tale da nel triage da avere la possibilità di avere del personale oltre quello che è previsto in dotazione organica proprio per queste fasi di eccesso che purtroppo ci sono e capitano soprattutto d'estate. Chiama i rinforzi il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Il trend di codici bianchi in ingresso al pronto soccorso è in continua crescita. L'estate prevista torrida non aiuterà. 2 le mosse, la prima con il coinvolgimento di nuovi infermieri. Abbiamo questa graduatoria e abbiamo la possibilità di prendere ancora una ventina di infermieri senza toccare i centri servizi e case di riposo. Quindi lo faremo da questa graduatoria mandando via i telegrammi. Oggi immagino che avremo l'autorizzazione e dopo li metteremo a supporto di pronti soccorso. La seconda azione in fase di concertazione con le associazioni di medici di base prevede il coinvolgimento proprio dei dottori di famiglia nella gestione dei codici bianchi in pronto soccorso. Possono venire anche i medici qua in pronto soccorso da una mano a turnazione e quindi oltre che nella continuità assistenziale, potenziando la continuità assistenziale per il periodo estivo che è il periodo più duro. Il direttore generale però rassicura: se da un lato saranno garantite le 2 settimane di ferie al personale, dall'altro verrà comunque smaltita l'attività ordinaria rallentata dal Covid. Faremo qualche riduzione di posti letto nell'area medica, che è quella di tutti gli anni. Continueremo con l'attività chirurgica che invece andremo a ridurre minimamente nel mese di agosto. Una volta riducevamo da giugno a settembre, quest'anno non lo faremo proprio per recuperare i listi d'attesa. Altro capitolo, quello del disagio giovanile. Benazzi qui aggiorna la contabilità del futuro concorso per psicologi da inserire nei SERD e nei consultori familiari. Per quanto riguarda il problema del baby gang, siamo impegnati, stanno facendo il concorso di psicologi. Ricordo a tutti che l'ULSS di Treviso ne sta assumendo, ne assumerà oltre 35 che saranno ovviamente collocati nelle aree di più difficoltà, in modo tale da aiutare le forze pubbliche, aiutare i comuni nella lotta a queste forme estreme di partecipazione dei giovani. Maltrattamenti in famiglia e truffe online tra i reati in maggiore aumento nella provincia di Venezia. Negli ultimi 3 anni il dato è stato reso noto dal comando dei Carabinieri durante la cerimonia per la fondazione dell'Arma. Durante la pandemia i reati commessi in provincia di Venezia sono calati del 20%. Viceversa, con l'allentamento delle misure anti-Covid si è registrato un aumento del 14%. Complessivamente, quindi, il calo di reati negli ultimi 3 anni è del 6%. Il dato è stato reso noto alla cerimonia per i 208 anni di fondazione del Corpo dei Carabinieri, che dopo 2 anni di stop per coronavirus è tornata a celebrarsi in presenza nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia in Campo San Zaccaria. Abbiamo un aumento sensibile della violenza di genere e questo preoccupa perché chiaramente all'interno delle mura domestiche ci sono episodi anche gravi di violenza familiare. E poi dopo c'è comunque lo spaccio di sostanze stupefacenti, che è un fenomeno che purtroppo è sempre dilagante, preoccupa e sempre più spesso anche le fasce più giovanili. Il più 20% di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori spicca tristemente nel bilancio di questi 3 anni, assieme ad un dato contraddittorio, un incremento del 7% delle rapine
avviene a fronte di un sensibile decremento dei furti, meno 14,6%. C'è però un altro dato che risalta particolarmente, l'aumento del più del 42% delle truffe online, dovuto anche al sensibile utilizzo del commercio via internet durante la pandemia. C'è poi il capitolo della lotta alla criminalità organizzata. Richiamo alla memoria l'indagine e l'operazione Papillon di fine novembre, inizi dicembre del 2021, che ha portato all'applicazione di 39 misure che riguarda ovviamente la cosiddetta ricostituzione della mafia del Tronchetto e di tutte quelle reati che erano un po' tipici di quel periodo. Urne aperte domenica prossima, si vota dalla Presidente del Senato Casellati, un appello al voto. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica prossima, 12 giugno. I cittadini sono chiamati a esprimersi sui 5 referendum sulla giustizia. Si vota anche per le elezioni amministrative, oltre a Padova capoluogo. Si rinnovano le amministrazioni di Abano Terme, Vigonza e altri 15 comuni. Dalla Presidente del Senato Casellati un appello al voto. Mi auguro che tutti vadano a votare. Il voto è il primo atto di democrazia, quindi l'espressione della volontà per come uno intende modificare un assetto, sia che si tratti di amministrative che si tratti di politiche. Quindi io mi auguro che la gente partecipi, anche perché non partecipare significa poi alla fine che uno accetta tutto quello che succede. Quindi io penso che uno debba anche proporre delle soluzioni, non subire delle soluzioni. Saliamo in altopiano, festa grande a Rozzo per l'inaugurazione della nuova sede degli Alpini. Vediamo. Manca un mese alla Dunata Triveneta, che riporterà un fiume di penne nere ad Asiago, e gli alpini dell'altopiano scaldano i motori con l'inaugurazione della nuova sede del gruppo di Rozzo. Le note di 33 risuonano fra le case del paese, i boschi e i prati, assieme all'inno di Mameli e alla canzone del Piave, con gli onori ai caduti e tanta emozione. Si parte con il nostro raduno del terzo raggruppamento, che è l'8, 9 e 10 di luglio, in occasione anche della cerimonia dell'Ortigara. La terra sacra degli alpini sono quella colonna per non dimenticare. Nella sede tanti oggetti ricordano la figura di Cristiano Dal Pozzo, indimenticabile penna nera di Rozzo. E l'emozione fa tremare la voce anche al sindaco, guarda caso, alpino pure lui. Una giornata memorabile, una giornata che ricorderemo. Una giornata per la gente di montagna, perché qua siamo tutti alpini, una sede messa volentieri a disposizione dall'amministrazione comunale, da quella che io presiedo e dalla precedente presieduta dal sindaco Aldo Pellizzari, che ricordiamo con grande affetto. Ci hanno lavorato naturalmente come sempre gli alpini con il loro prezioso volontariato e hanno trasformato quella che era una stanza vuota in una chicca nella quale sarà bello trovarsi per le nostre attività di associazione. La Dunata Triveneta sarà l'occasione per rivedersi ancora una volta, ma i veci lanciano un appello alle nuove generazioni. Speriamo di trovare uno giovane che il prossimo anno abbia anche la volontà di prendersi a cuore questa carica, perché i giovani nostri sono meravigliosi, sono importanti, sono tanti, ci aiutano tanto, però non vogliono assumersi delle responsabilità che sarebbero più adatte a loro in questo momento, perché noi che andiamo verso i 70 anni abbiamo già dato qualcosa. Siamo al calcio dopo la sconfitta in casa per 1-0 nella finale di andata dei play-off. Il passaggio in Serie B per il Calcio Padova è tutto in salita. Cosa dice di ieri sera? Ieri sera è andata male secondo me. Poteva forse giocare un po' meglio, perché da quello che ho letto un po' sui giornali non è stata veramente una partita giocata bene. Adesso è in salita la strada Palermo. Adesso è in salita, adesso ormai secondo me resta in C, perché a Palermo vince Palermo. Ieri bisognava vincere, insomma, questo è poco ma sicuro. Come minimo 2-0. Padova ha giocato bene, però purtroppo è stato sfortunato.
Bisognava vincere per essere un po' più ottimisti. Sì, anche perché Palermo Una squadra solida. è forte, anche perché in casa hanno il pubblico che... Però il pubblico c'era anche ieri a Padova. Lo so, ma loro là sono 35.000, non sono pochi. Nel calcio tutto può succedere, però purtroppo la vedo dura. Come dovrebbero giocare secondo lei a Palermo? Dovrebbero giocare in attacco, nel senso che ormai non hanno niente da perdere, quindi devono per forza attaccare. Speriamo che quest'anno insomma riusciamo ad andare, perché insomma se lo merita, perché anche l'anno scorso è stato proprio sfortunato. Non mi interessa. Non è appassionato di calcio? Niente, zero. Se il Padova andasse in Serie B... Sono contento per il Padova, però gli faccio tanti auguri, ecco. Però non sono appassionato di calcio. E come andrà a finire secondo lei? Non ne ho la più pallida idea. Bisognava vincere ieri per andare a Palermo. Più pallida idea, guarda. Non segue? No. E se andasse in Serie B sarebbe contento? Non saprei cosa dirle, se andasse in Serie B. Grazie. Posso chiedere di che sport è appassionato? Di quelli che si fanno. Cioè? Che si praticano. Okay. Dispiaciuto? Certo, e tanto anche, è naturale. Come ha giocato? Poteva vincere secondo lei? Sì, ma paghiamo la penuria di gol. La penuria? Di gol. Padova è una bella squadra, però ci vuole un attaccante che sfondi, bisognerà perlomeno pareggiare. È tifosa anche lei? No, ma la guardo col marito, guardo le partite. Che stagione è stata secondo lei? Alti e bassi. Sono rimasto male quando il Palermo ha segnato, avevo sperato fino alla fine e quindi insomma adesso speriamo bene, dai, insomma Palermo farà la differenza. È in salita la partita? Non so cosa dire, da padovano sì, sicuramente. Bisognava almeno pareggiare. Assolutamente sì. Il Padova, oltre che una grande squadra, attualmente c'ha anche un grandissimo cuore e una tifoseria che secondo me è imparagonabile. Speriamo bene, forza Padova. Questa sera torna a Ring alle 21:15, ospiti della trasmissione Alberto Villanova, Lega, Stefano Pelloni per il Partito Democratico e Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia. Nella seconda parte della trasmissione ospite Gianpietro Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto. È tutto per il TG del Veneto, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. L'alta pressione africana cede parzialmente e questo causerà un aumento dell'instabilità sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di martedì 7 giugno. Sul Veneto al mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti. Con il passare delle ore precipitazioni sparse e intermittenti che si verificheranno in vari momenti e che entro fine giornata avranno interessato un po' tutte le zone a più riprese. Temperature stazionarie o al massimo in lieve e locale calo, minime tra 15 e 18 gradi, massime comprese invece tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui la giornata sarà caratterizzata da un'evoluzione incerta. Buono inizialmente, a seguire cielo nuvoloso con qualche temporale che potrebbe essere anche di forte intensità. Temperature minime sui 16-20 gradi, massime sui 27-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, lo vedete, tempo perturbato con frequente instabilità già in mattinata, fenomeni anche forti nel pomeriggio. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime infine sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.